Adesso è il momento di aprire una parentesi sul racconto, sui viaggi, in generale sulla scoperta e sul racconto delle vite ai margini. Lo facciamo con la gioia di avere con noi Domenico Iannacone, collega che non ha bisogno di presentazione, che a Taranto arriverà per presentare il suo spettacolo Che ci faccio qui in scena nell'ambito dell'evento organizzato da Nuovi Mondi. Buongiorno Domenico. Buongiorno a voi, buongiorno, eccomi qui. Bentornato a Taranto, insomma, tra qualche giorno. Sì, ci torno volentieri. Taranto è una città che porto dentro perché spesso l'ho raccontata e perché in qualche modo ritengo una città simbolo anche di una resistenza civile sostanzialmente, cose che a me piacciono molto, insomma, e quindi tornare con il mio spettacolo teatrale in questa città è un po' come riallacciare un filo che ci unisce in qualche modo. Che ci faccio qui in scena è un po' un viaggio tra gli esclusi, gli invisibili, quelli che sono sempre stati, diciamo, in qualche modo i protagonisti delle tue inchieste giornalistiche. Qual è il sapore nuovo di rivederli, di riascoltarle a teatro, queste storie? Ma io in teatro faccio un'operazione di contaminazione di generi sostanzialmente. L'idea è quella di mantenere intatto il DNA del racconto, ma implementarlo con quelli che sono gli elementi sensoriali. Io in televisione parlo pochissimo, quasi una specie di arretramento. Qui in teatro intanto c'è la possibilità di rompere la quarta parete e di entrare in gioco fisicamente, utilizzando quella che è anche la parola, perché la parola serve perché devo raccontare le storie. In parte Ci saranno filmati, in parte ci saranno un'animazione video, in parte ci sono i miei monologhi in qualche modo. È lì che entra in gioco anche l'altra prospettiva, cioè la capacità di vedere le storie da altre angolazioni, anche utilizzando sensi che sostanzialmente resterebbero nascosti in televisione. Per esempio la televisione non ha la capacità di bloccare gli odori, raccontare le storie attraverso gli odori e ti assicuro che nelle mie storie c'è spesso l'idea degli odori, cioè io ho ricordi proprio indelebili rispetto a quello che ho attraversato, quello che ho visto, e quindi questo ci permette in qualche modo quasi di guardare le storie da altri punti di vista e cogliere delle cose che anche per me erano nascoste. E allora non resta che, insomma, acquistare il proprio ticket per venerdì 28 febbraio alle 21 al Teatro Orfeo di Taranto con Che ci faccio qui in scena di Domenico Iannacone come primo appuntamento del Festival Nuovi Mondi, il Festival del Viaggio e della Scoperta. Grazie a Domenico Iannacone per essere stato con noi e in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Viva il lupo, vi aspetto, a presto. Ciao. Ci saremo, ciao Domenico.